Buonasera da Sicilia 24, questi titoli. Mio figlio ucciso e quello è a casa. Lo strazio della mamma di Francesco Bacchi, il giovane massacrato davanti a una discoteca a Balestrate. Sale la tensione per i funerali pubblici vietati, la famiglia fa ricorso al TAR. C'è un indagato per l'omicidio di Francesco Simone, il rivenditore di auto ucciso a colpi di pistola lo scorso dicembre a Favara. Il sospettato è un vicino di casa. Nessun accordo alla Regione sulle designazioni dei manager della sanità attese entro fine mese. Unica certezza, la rosa dei nomi. Troppi ritardi nell'organizzazione, rischio flop per Agrigento, capitale della cultura 2025. A Sicilia 24 l'appello dello scrittore Matteo Collura: si cerchi almeno di farla diventare una città normale. Il Sacro Velo di Sant'Agata da Catania a Nicolosi, palpabile l'emozione di dirigenti, docenti e allievi dell'istituto alberghiero. Poker del Palermo al Modena, al Barbera partita mozzafiato e spettacolare. In Lega Pro rinviata per neve, Picerno Catania. Domani in campo il Messina che al Francoscoglio ospiterà il Taranto. Bentrovati. Sale la tensione nel Palermitano per i funerali pubblici vietati per la vittima della rissa nella discoteca di Balestrate. La mamma di Francesco Bacchi non si dà pace: mio figlio è stato ucciso perché è troppo buono, dice, il suo assassino è già a casa. Sentiamo Manlio Viola. Un ricorso al TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, per chiedere l'annullamento dell'ordinanza del questore di Palermo, Vito Calvino, che ha vietato i funerali pubblici per Francesco Bacchi, il giovane ucciso al culmine di una rissa davanti a una discoteca di Balestrate nel Palermitano. Un ricorso sul quale il TAR si pronuncerà però soltanto a febbraio, quindi troppo tardi per consentire funerali in realtà già svolti. Ma si esprime anche così la rabbia della famiglia del giovane per questa vita strappata via ai suoi affetti, una rabbia esplosa da parte di familiari ed amici anche per quei funerali vietati. Mio figlio è stato ucciso! E torna a casa! No! Non lo posso accettare! Perché mio figlio è stato ucciso per difendere un amico! Un amico! L'ho cresciuto con i sani valori, mio figlio! Era troppo buono! Non posso accettarlo questo dolore io! Non è stato giusto! Si sentono abbandonati dalla giustizia familiari e amici di questa e di altre vittime di fatti analoghi avvenuti negli ultimi anni, mesi, settimane. Se di pace, di conforto e di rassegnazione dobbiamo parlare, questi passano anche per i canali della giustizia ed è quella che ci deve venire incontro, non contro! Gli attacchi sono alle scelte della magistratura, che ha posto ai domiciliari Andrea Cangemi, il coetaneo di Francesco Bacchi, accusato di averlo ucciso con i suoi colpi. Ma le polemiche sono nei confronti di magistrati, avvocati, forze dell'ordine in generale. Una tensione che è la stessa che ha convinto proprio il questore ad evitare i funerali pubblici per la paura di contatti fra le famiglie, di polemiche e di scontri. Una tensione che però, nonostante i funerali vietati, non tende affatto a scemare, ma continua a salire di tono. Tragico incidente nel pomeriggio a Gela, in provincia di Caltanissetta. Un uomo di 42 anni, Gregorio Perrone, è morto dopo essersi schiantato con la sua moto contro un albero. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta sono stati inviati gli esiti di soccorso e un'ambulanza, ma nonostante i tentativi di rianimarlo non c'è stato nulla da fare. E c'è un indagato per l'omicidio di Francesco Simone, il rivenditore di auto ucciso a colpi di pistola lo scorso 7 dicembre a Favara. La Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati un sospettato, accusato adesso di omicidio volontario, porto e detenzione illegale di armi. Si tratterebbe di una persona che ha una proprietà a confine con quella di Francesco Simone, in contrada Poggio Muto, forse discussioni personali alla base del delitto. Ancora medici aggrediti al pronto soccorso dell'ospedale Salvatore Cimino di Termini Imerese. Un uomo stanco di aspettare il suo turno è andato in escandescenza ed ha aggredito un medico. A Enna invece un altro medico dell'ospedale Umberto I è stato aggredito a calci e pugni dal figlio di una paziente. A tutti i costi voleva portare, contro il parere dei sanitari, una pizza alla madre. Circolano i primi nomi per la scelta dei nuovi manager della sanità siciliana. Le nomine dovranno arrivare entro fine mese, conferma il presidente della regione Renato Schifani, ma nella maggioranza non c'è ancora un accordo. Unica certezza è la rosa di nomi tra cui scegliere. Manlio Viola.
10 giorni per scegliere i vertici della sanità siciliana. Il percorso è ormai avviato e il presidente della regione non intende andare oltre la fine del mese. Già una volta è stato costretto a rinviare la scelta per la troppa litigiosità della maggioranza. Schifani è cosciente delle tensioni del centrodestra e per questo intende chiedere ai partiti una rosa di nomi. Sul piatto ci sono i 65 usciti dalla selezione degli idonei fatti in assessorate e i 27 uscenti. Per la scelta tutto dipenderà dalle insistenze di Fratelli d'Italia, che chiede la pattuglia più nutrita e soprattutto chiede i posti più prestigiosi e quelli dove ci saranno da gestire la maggior fetta delle risorse PNRR da qui al 2026. Ma dentro Forza Italia ci sono pezzi da 90 che puntano ad avere la propria fetta. E così si parla di una nomina anche per Salvatore Iacolino, attuale dirigente generale del Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato regionale alla Salute, che potrebbe lasciare i ranghi regionali per tornare all'ASP di Palermo, che ha già guidato diversi anni fa. Ma sul piatto potrebbe esserci anche un ritorno invece al Policlinico di Palermo, dove è stato commissario, o un'azienda ospedaliera di primo piano. Conferma con spostamento invece per l'attuale manager di Palermo Daniela Faraoni, che potrebbe prendere l'autostrada e spostarsi a Catania. In terra etnea in prima linea ci sono nomi come Giampiero Bonaccorsi e Salvatore Lucio Ficarra, quest'ultimo si sposterebbe dall'ASP di Siracusa. Sull'asse Palermo-Catania, ma in direzione opposta verso Palermo, potrebbe viaggiare anche Fabrizio De Nicola. Pochi rumors e non molto attendibili per Trapani, dove potrebbe sbarcare con promozione Marzia Furneri, che da direttore sanitario diventerebbe manager. In ballo anche qualche conferma, ma anche tensione, soprattutto nella Sicilia centrale. Contese sono le ASP di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Lì ci sono due partite nelle partite: da un lato i fondi del PNRR, che nella Sicilia centrale sono consistenti, dall'altro le richieste dei cosiddetti partiti minori della coalizione, a iniziare dalla DC di Cuffaro, che però trova resistenza negli amici dell'MPA. Intanto è polemica sulle dichiarazioni di ieri del presidente Schifani. Nel raccontare un anno di governo, contestano i 5 Stelle, sembrava che il presidente non parlasse della Sicilia. Non basta una conferenza stampa a cambiare una realtà che resta disastrosa. Si moltiplicano gli appelli per evitare il flop di Agrigento, capitale della cultura 2025. A meno di un anno, infatti, l'organizzazione è in grave ritardo. Lo scrittore agrigentino Matteo Collura dice si cerchi almeno di farla diventare una città normale. Lorena Dolci. Il conto alla rovescia è già iniziato. Fra poco meno di un anno Agrigento diventerà capitale della cultura, ma da quel 31 marzo scorso, giorno della proclamazione, tutto è fermo. Anche lo scrittore Matteo Collura, agrigentino trapiantato da decenni a Milano, ha gioito per l'investitura della sua città, ma adesso cresce la preoccupazione. Una preoccupazione mi sembra molto fondata, visto che ormai manca circa un anno e non credo che si sia fatto molto per rendere la città degna di essere non capitale nazionale della cultura, ma una città normale. Una città normale è quella dotata di servizi pubblici, di infrastrutture all'altezza di un evento di questa portata. Le stime parlano di 500.000 di visitatori. La Valle dei Templi non può da sola fare Agrigento capitale della cultura, ci vuole dell'altro. La città che si appresta a essere capitale nazionale della cultura non ha un albergo in centro, è una città difficile da raggiungere e che è dal punto di vista urbanistico molto frammentata, frazionata, con servizi pubblici inesistenti, e questo lascio immaginare che cosa può provocare. Gli imprenditori denunciano anche che gli appalti per 150 milioni sono bloccati, mentre la politica è in ritardo il varo dello statuto della fondazione che dovrebbe gestire i progetti. Mi appello al buonsenso, i miracoli non li possono fare naturalmente né gli amministratori né chiunque altro. Ecco, io direi di fare quello che è possibile, cercando di avere come interesse principale, come obiettivo unico, il bene della città. Il Sacro Velo di Sant'Agata, l'Istituto Professionale Alberghiero Rocco Chinnici di Nicolosi, tra l'emozione di tutti. Sentiamo Simona Mazzone. Tra chiese, monasteri, ospedali, carceri, scuole, torna in mezzo la gente. Come da tradizione all'inizio delle celebrazioni agatine si ripete la processione del Velo di Sant'Agata, conservato nella cattedrale di Catania in uno scrigno d'argento insieme ad altre reliquie della giovane martire. Questo è l'Istituto Professionale Alberghiero Rocco Chinnici di Nicolosi, dove la reliquia ha proseguito il suo percorso tra i fedeli, accolta con grande entusiasmo dal dirigente scolastico Salvatore Di Stefano, insieme a giovani
giovani studenti, genitori e personale scolastico. Nel corso della mattinata si è parlato con il parroco della cattedrale, Monsignor Barbaro Scionti, della grande devozione per la santa da parte di una città in attesa. Il velo ha un grande valore sacro e simbolico. I catanesi lo associano al miracolo che salvò la città dalla lava dell'Etna. Sarà portato insieme al fercolo nella lunga processione durante la festa di Sant'Agata. E adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Ed eccoci rientrati in studio, parliamo di meteo, un meteo un po' impazzito. Nella fascia ionica sono stati superati i record di temperature massime mai così alte dal 2002, ma non possiamo dire che ci siamo lasciati l'inverno alle spalle, perché la colonnina di mercurio tornerà a scendere. Francesco Aloi. Ci avevamo sperato, ma l'inverno non è ancora finito. In settimana la Sicilia sembrava di essere entrata in primavera. Più di 25 i gradi registrati a Siracusa, con le stazioni SIAS che nella fascia ionica hanno battuto il record di gennaio 2002. Ma dopo sole e caldo, ecco che torna lui, il freddo. Rispetto ai giorni scorsi ci attendiamo anche fino a 10-15 gradi in meno nella giornata di domenica. Probabili deboli gelate tra lunedì e martedì, poi da mercoledì le temperature dovrebbero tendere a rialzarsi. Le temperature sia massime che minime quindi torneranno a scendere e così saranno ancora necessari giubbotti, sciarpe e cappelli, per qualche giorno messi da parte. Sali e scendi dal caldo al freddo che non fa bene nemmeno alla salute. Sono tipici delle aree mediterranee, certo è che il cambiamento climatico tende ad estremizzare. Secondo gli esperti, comunque freddo a parte, nei prossimi giorni l'ombrello potrebbe servire poco e sull'Etna c'è lei, la neve, che ci ricorda che l'inverno non è ancora finito. E nella Valle dei Templi il mandorlo è in fiore, un vero miracolo della primavera agrigentina. Ai piedi del Tempio della Concordia sono sbocciati i primi mandorli. Sentiamo Davide Sardo. Ad Agrigento, nella Valle dei Templi, si rinnova anche quest'anno il fenomeno naturale della fioritura precoce del mandorlo. Le distese tra i templi greci si imbiancano quasi come se fossero fiocchi di neve e il fiore annuncia e testimonia l'avvento della primavera, altrettanto precoce dove altrove è ancora inverno grigio e freddo. Ecco perché dal rito dei contadini che festeggiavano la fioritura del mandorlo e l'inizio della stagione propizia per l'agricoltura è nata la Sagra del Mandorlo in Fiore, evento internazionale che da decenni caratterizza l'attuale periodo ad Agrigento. A raccontarlo parrebbe incredibile, ma le immagini appena registrate testimoniano quanto di insolito e stupefacente avviene nella più bella città dei mortali, come la definì Pindaro, e dove ogni anno, come testimoniato dallo stacco dei biglietti di accesso alla Valle dei Templi, affluiscono 1 milione di turisti da ogni parte del mondo. I boccioli dei mandorli fioriscono in un'esplosione di bianco e rosa chiaro intorno alla prescelta capitale italiana della cultura 2025, sollevando ottimismo ed entusiasmo verso l'atteso evento. I fiori sui rami sono un inno alla vita, ai piedi del Tempio della Concordia, assurto a simbolo della pace tra i popoli. Non a caso, infatti, durante la saga del Mandorlo in Fiore, l'appuntamento più di rilievo è l'accensione del triplo dell'amicizia innanzi al Tempio, dove le fiaccole dei gruppi folk dei 5 continenti si fondono in un unico braciere tra i mandorli in fiore. Breve pausa e poi vedremo le ultime novità su quanto riguarda il calcio. Ed eccoci al calcio, ancora una partita pirotecnica al Barbera. Il Palermo batte il Modena 4-2 e conquista 3 punti d'oro per i rosa, segno Segre, Brunori e doppietta di Soleri. Adesso andiamo in Lega Pro, è stata rinviata la partita fra Picerno e Catania a causa della neve. I rossazzurri si concentrano adesso sulla semifinale di Coppa col Rimini. Marco Carli. L'ufficialità arriva quando mancherebbe poco più di un'ora all'ipotetico inizio della partita, ma che Picerno-Catania non si sarebbe giocata lo si era capito fin dalle prime luci dell'alba.
Abbondante nevicata sull'Appennino lucano che non si è mai arrestata, tanto che il prato in sintetico dello stadio Curcio si è subito ammantato. Vani sono stati tentativi di circa una ventina di operatori che hanno liberato in parte le linee laterali, le aree, una zona del centrocampo, ma la neve continuando a cadere non ha di certo agevolato le operazioni, tanto più che sul sintetico non si poteva lavorare con le ruspe ma con pale, badili e bobcat. Così l'arbitro allenatore del Greco, che aveva fatto il sopralluogo per primo, ha poi atteso le due squadre. Il Catania è arrivato attorno alle 14:40 e ha ufficializzato il rinvio della gara data da destinarsi. Il club etneo non avrebbe potuto prendere in considerazione l'ipotesi di giocare domenica, visto che mercoledì è atteso dall'andata della semifinale di Coppa Italia in casa del Rimini. Lucarelli a Picerno avrebbe schierato i suoi con il 4-2-3-1. La formazione, che è stata comunque ufficializzata dal club etneo, prevedeva Betters in porta, Rapisarda, Monaco, Conte e Celli in difesa, Zanellate e Quaini a centrocampo, Chiarella, Peralta e Cicerelli a supporto dell'unica punta Cianci. Un 11 di partenza che, oltre a ribadire un turnover in vista della Coppa con la panchina iniziale per Di Carmine, per esempio, e per Costantino, prevedeva l'assenza di Chiricò, alimentando così rumors di mercato sul trequartista. A proposito di mercato, da lunedì si ricomincia, fra cessioni e altri nuovi acquisti, il Catania continuerà nella sua rivoluzione. Domani pomeriggio il Messina ospiterà al Francoscoglio il Taranto. L'obiettivo è dare seguito alla vittoria di Caserta per allontanarsi dalla zona play-out. Problemi di formazione per Modica. Sentiamo. Ci sono partite che vanno oltre il risultato seppur fondamentale e alle quali si chiedono risposte, certezze e continuità. La gara del Messina contro il Taranto risponde a questa logica in quanto la squadra di Modica alterna le sue prestazioni con continui alti e bassi. La punta massima stagionale domenica scorsa nella vittoria di Caserta e ora si attende la verifica contro i rossoblu pugliesi, sesta forza del campionato, allenati dall'ex Ezio Capuano, poco amato a queste latitudini e in tribuna per squalifica. 15 punti di differenza tra le due squadre si sono visti tutti nell'incontro d'andata, vinto 2-0 dal Taranto, ma questa volta il Messina arriva all'appuntamento con entusiasmo e qualche certezza in più, complice una classifica che per la prima volta quest'anno recita +2 sui play-out. Modica è costretto ad inventarsi soluzioni a centrocampo, dove Franco è squalificato, Firenze reduce da febbre e Frisenna non al meglio. Disponibili Ortisi e Scafetta, convocato l'ultimo acquisto Marco Civilleri ex Licata e Taranto, precedenti favorevoli ai padroni di casa, con 18 successi, 4 pareggi e una sola sconfitta in Sicilia. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.